Proseguono in tutto il Veneto le proteste e la mobilitazione di alcuni gruppi di residenti contro la nuova normativa regionale sulle case popolari dell'Ater. A Padova i manifestanti hanno dato vita a un presidio in Prato della Valle prima di spostarsi davanti a Palazzo Moroni, sede dell'amministrazione comunale padovana. A spiegare pubblicamente la loro situazione alcuni inquilini, convinti che la nuova normativa penalizzi le fasce più deboli, e così le proteste proseguiranno anche nei prossimi giorni. Padova chiaramente ci stiamo organizzando per la nostra città, lanceremo un appuntamento per giovedì mattina alle ore 10 sotto la sede dell'Ater come abbiamo fatto. Riteniamo sia fondamentale farlo perché siamo molto arrabbiati rispetto alle dichiarazioni fatte da Zaramella. Prima però gli organizzatori vogliono completare la formazione di comitati nei capoluoghi veneti e nei quartieri più popolosi, le ultime arrivate Este e Vigonza. Nei prossimi giorni a Padova assemblee nei vari quartieri e manifestazione collettiva a Treviso per lunedì. Stanno arrivando, sottolineano, raccomandate con variazioni nell'affitto anche a chi non le aveva ancora ricevute. Chi ha deciso personalmente con coscienza di pagare l'affitto vecchio e non l'affitto nuovo continuerà a farlo, noi saremo con loro fino alla fine e li difenderemo. Secondo i manifestanti, chi continua a pagare l'importo del vecchio affitto non può essere considerato moroso. Molti gli inquilini che sostengono di non farcela a pagare i nuovi affitti, come questa residente di via Maroncelli a Padova. Hanno mandato sto affitto di 385 euro che naturalmente non riesco a pagarlo perché con 1500 euro come faccio a pagare 385 euro? Paghi quello, mangi e ho anche dei piccoli debiti da pagare, per cui cosa posso fare? Devo andare a rubare o devo andare in prestito ancora soldi? Sono costretta ad andare a essere morosa. Ma io ho pagato il vecchio e ho detto guarda, già faccio fatica a pagare 282 euro, figurati se riesco a pagare 385 euro.